italiani non ci possiamo manco consolare col gusto della poesia. Oggi abbiamo la necessità, ognuno dal suo luogo, di impedire alle nostre biografie di essere un fattore di conservazione. Noi abbiamo la necessità di far fruttare le nostre biografie per mettere in moto le gambe e i pensieri, perché l'Italia si è spenta e l'Europa si sta spegnendo. L'Europa sta uscendo da sé, dalla propria traccia di civiltà. Guardate, viviamo giorni che hanno la pesantezza di una guerra mondiale. Siamo già entrati in un dopoguerra che, a differenza dei dopoguerra delle guerre vere, è persino più spaventoso, perché non c'è la visione delle macerie materiali, ma c'è un cumulo di macerie morali, di macerie culturali che fa impressione. E noi stiamo seppellendo quella vecchia Europa che volevamo criticare da sinistra e che sta morendo, partorendo un'Europa selvaggia, un'Europa più piccola, un'Europa neocarolingia, un'Europa che non soltanto non vuole porsi il problema della Turchia, che guarda con insufficienza e anche con un po' di orticaria ai Balcani, e che non sarebbe dispiaciuta se il federalismo in salsa italiana significasse che un pezzo dell'Italia va verso la Grecia. Non sarebbe la magna Grecia, sarebbe la Grecia bagnata, sarebbe un raduno delle aree più povere, e questa Europa, diciamo, veramente inquietante, che porterebbe all'ennesima potenza la propria autonarrazione fatta di fantasmi e di fobie, di nevrosi e di isterie. La sinistra non ha ragione di esistere, perché Cristo, la sinistra ha deciso di morire quando ha pensato che la modernità fosse competere con la destra sul terreno del primato del mercato come regolatore generale degli aspetti di società. Quando la sinistra ha pensato che la competizione con la destra dovesse svolgersi sul terreno della destra, quando ha pensato che la modernizzazione potesse essere un processo senza ulteriori aggettivazioni, e quando ha creduto che per combattere Berlusconi bisognasse alzare il livello dei decibel, seppure abbassando il livello dei pensieri, e l'antiberlusconismo è diventato un prodotto, diciamo, facile e contraddittorio, perché è stato un prodotto culturale, prima ancora che politico, che ha potuto galleggiare nel mercato delle idee innocuamente, senza restare nessun allarme nell'ufficio del comandante in capo, perché un antiberlusconismo che non coglie il cuore del berlusconismo, e il cuore del berlusconismo è un'idea feroce di modernità, è un'idea che discrimina, è un'idea che riproduce una gerarchia di forme di coscienza e di valori che toglie il fiato. Non c'è antiberlusconismo se non vai a Pomigliano, altrimenti è un antiberlusconismo delle piazze, quello che non è capace di cogliere oggi